Abbiamo individuato 2 imprenditori trevigiani che hanno occultato all'estero 4,2 milioni di euro presso banche con sede in Svizzera e nel Principato di Monaco, paesi definiti come paradisi fiscali. Nei guai sono finiti 2 imprenditori trevigiani attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici. Le indagini delle Fiamme Gialle, grazie alla cooperazione internazionale tramite il reparto del Comando Generale, hanno permesso di ricostruire l'entità delle somme che 2 contribuenti hanno trasferito all'estero, facendoli sfuggire al fisco italiano. Le disponibilità finanziarie erano intestate in questi paesi esteri non direttamente ai 2 imprenditori, ma a società appositamente create per evitare di creare un collegamento diretto con le 2 persone. Soggetti giuridici creati appositamente per schermare ulteriormente i titolari delle cospicue somme e rendere più difficoltosa la loro individuazione, ma le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire ai 2 imprenditori. Gli elementi acquisiti hanno consentito di ricondurre le somme giacenti sui rapporti bancari esteri ai 2 contribuenti trevigiani e sottoporle a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, recuperando quasi 2 milioni di euro. Le indagini hanno avuto origine da una segnalazione della Guardia di Finanza di Firenze che aveva individuato un'associazione a delinquere finalizzata all'indebita raccolta di risparmio sul territorio nazionale. Indagini che avevano scoperto come diversi cittadini italiani, tramite un'organizzazione criminale transnazionale, avevano trasferito capitali ingenti all'estero in paesi considerati a fiscalità privilegiata.